E la notizia tanto attesa alla fine è arrivata. Vicenza ospiterà la Dunata Nazionale degli Alpini nel 2024. Lo ha deciso e proclamato il direttivo nazionale dell'ANA riunito a Milano questa mattina. Allora, visto il ballottaggio che si è svolto tra le sezioni di Biella e la sezione di Vicenza, hanno ottenuto voti Biella 10, Vicenza 13, quindi Vicenza sarà la organizzatrice della Dunata 2024. Auguri a Vicenza e grazie a tutte le altre 3 sezioni che hanno partecipato: Viareggio, Modena e Biella. Il sogno, dopo 33 anni, si avvera per la città del Palladio e per la provincia più alpina d'Italia. La 95esima Dunata Nazionale tornerà in Veneto dopo 7 anni. L'ultima era stata a Treviso nel 2017, l'ultima a Vicenza nel 1991. La notizia si diffonde in un battibaleno. Il sindaco, rimasto in silenzio stampa nelle ultime ore per scaramanzia, è andato subito a festeggiare con gli alpini del gruppo di Monteberico. Uno sguardo dall'alto sulla città e sulle montagne e un meritatissimo brindisi liberatorio. Sollevando il bicchiere di vino, cin cin, e viva gli alpini! Cin cin. Sono stato in silenzio stampa perché ovviamente ci vuole anche un po' di scaramanzia in tutte le cose e devo dire che ha portato fortuna. Fino all'ultimo minuto abbiamo aspettato la notizia che è arrivata, una proclamazione importante sia per la città che per la provincia di Vicenza. Devo ringraziare i nostri alpini che hanno lavorato con le amministrazioni locali, con la città di Vicenza, con la provincia, con la regione a questo progetto importante che è stato sposato dalla commissione che ha valutato. Nel 2016 è stato votato Asti il posto di Vicenza, abbiamo continuato a lavorare e con l'attuale consiglio alla guida di Lino Marchiori, il nostro presidente, abbiamo ottenuto questo importante risultato che andremo adesso a sviluppare in maniera più consistente proprio per arrivare al 2024 pronti ad ospitare tutti gli alpini d'Italia e non solo.